Il cartello sociale di Agrigento, formato da Don Mario Force, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Geracquisto, interviene oggi sull'emergenza idrica. La situazione è talmente grave che le promesse non servono a nulla se non sono seguite da impegni concreti, se infatti non si provvede con urgenza a mandare una nave dissalatore mentre si avviano i lavori per installare un impianto di dissalazione a Porto Empedocle. Sarà un vero disastro. Nel mese di gennaio, finita la stagione delle piogge, era chiaro a tutti che non si sarebbe arrivati al mese di giugno con le scorte di acqua, eppure nessuno ha fatto nulla. Tutti i comuni della provincia di Agrigento hanno fatto sapere che si va verso la razionalizzazione dell'acqua. I sindaci cominciano a informare ufficialmente che la fornitura idrica non può avvenire con turno inferiore ai 15 giorni, salvo poi prendere atto che il turno è saltato per mancanza di acqua. In buona sostanza, se gli invasi sono vuoti, significa che non possiamo affidarci alla danza della pioggia. Al Consiglio Comunale aperto di Agrigento, l'assessore regionale Di Mauro ha comunicato sostanzialmente che in programma per l'emergenza idrica non c'è nulla, qualche autobotte, qualche pozzo, una discussione su un ipotetico finanziamento per il progetto del dissalatore. Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che il sindaco, piuttosto che ribellarsi di fronte al nulla, ha persino ringraziato il presidente della regione. A questo punto il cartello sociale fa appello a tutti i sindaci di schierarsi con i cittadini, abbandonando la propria casacca politica, mettendosi alla testa di un movimento che solleciti il governo regionale di farsi carico di mandare una nave dissalatore per l'emergenza che nelle more, sempre con le risorse della protezione civile, si costruisca il dissalatore a Porto Empedocle. Del resto è troppo chiaro che le piogge anche per il futuro saranno sempre rare, se non dovessero essere prese tali decisioni, mentre per il passato chi governa oggi non ha responsabilità da domani diventa complice di questo disastro. Finora, grazie all'opera attenta e sensibile delle istituzioni preposte a garantire l'ordine pubblico e grazie al senso di responsabilità delle forze sociali del movimento civico nato dalla volontà dei cittadini e della Chiesa, si è riusciti a canalizzare la rabbia in manifestazioni civili di protesta. Tuttavia bisogna fare attenzione, conclude il cartello sociale, a non superare il livello di guardia della pazienza della gente e bisogna dare al più presto segnali concreti e rassicuranti per l'oggi e per il domani.